Buongiorno e buona domenica amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la nona giornata del campionato giovanissimi Elite Under 15 che deve affrontarsi Academy di Palermo Calcio e Fortitudo Bagheria. Nel frattempo vediamo subito il direttore di gara con le distinte in mano, adesso anche con la bandierina che verrà consegnata sicuramente a uno dei giocatori chiaramente che sarà il guardalinee di questa partita. Nel frattempo sta andando a controllare invece come si fa ogni partita le reti, dopo poi finalmente inizierà questa partita, qualche istante di ritardo, però credo che ne varrà veramente la pena. Bisogna guardare sicuramente le statistiche di queste due formazioni perché si trovano al momento rispettivamente al sesto e settimo posto in classifica con l'Accademia Palermo Calcio. Partiamo chiaramente dai padroni di casa che si ritrovano quindi con 15 punti in questo inizio di campionato, forse un po' di difficoltà all'inizio per adattarsi alla nuova categoria, ma poi la formazione di mister Davide Santalucia è veramente venuta fuori benissimo, riuscendo a inanellare tanti risultati utili consecutivi con delle vittorie abbastanza importanti. Parliamo sicuramente dell'ultima contro il Ciaculli, risultato di 0-3 in trasferta, una vittoria che sicuramente ha fatto piacere a tutta il componente, tutto lo staff della formazione di casa. Dall'altra parte invece anche gli ospiti arrivano qui con una vittoria. Nel frattempo vediamo le squadre entrare, dunque li accompagniamo anche noi a centrocampo. Parlavamo quindi dell'ultima partita per il Fortitudo Bagheria che invece ha vinto con il risultato di 4-0 contro lo Sporting Pallavicino, che è una formazione che ha battuto anche l'Academy Palermo Calcio. Nel frattempo vedete i ragazzi oggi, ragazzi di casa con la magliettina azzurra un po' insolita, con la 10 si vede Baglione qui con le maniche tirate, anche caldo, chiaramente tanto caldo anche quest'oggi, nonostante il mese di novembre, 19 novembre, ma un tempo quasi estivo al Calcio Sicilia per questo match che potrà veramente dire tantissimo. Le due squadre sono distanziate da soltanto 2 punti in classifica, insomma ci immaginiamo uno scontro molto molto equilibrato. Vediamo anche i due capitani di oggi, da una parte abbiamo Samuele Scarcella, dall'altra invece Salvatore Scardina, entrambi con la maglia numero 6. Dunque adesso anche qui la formazione ospite a dare il batticinque a tutta la panchina avversaria. Anche dall'altra parte stesso gesto come sempre. Dunque si tende soltanto il fischio da parte del direttore di gara per questo inizio di partita. Ricordiamo quindi i punti sono 15 per l'Accademia di Palermo Calcio, 13 invece per il Fortitudo Bagheria che ha realizzato 15 gol, ne ha subiti invece uno meno, 14. D'altra parte invece abbiamo l'Accademia di Palermo Calcio con 20 gol realizzati, 10 subiti, però come diciamo quasi in ogni nostra diretta chiaramente il dato viene molto influenzato dalla sconfitta con il Trapani, che chiaramente ha portato tanti gol subiti e questo ha influenzato negativamente parlando questo dato, perché sarebbe veramente incredibile. Tanto qui la carica, il famoso circle time, ma adesso finalmente si può anche iniziare. Dimostriamo invece adesso il nostro tabellino e come vi diciamo sempre sarà presente anche il cronometro, ma soltanto a partire dal fischio parte del direttore di gara. Sul punto di battuta vediamo Baglione con la maglia numero 10, per lui è una posizione di centrocampista. C'è qualche novità in realtà in casa Accademia Palermo Calcio, perché sicuramente una delle novità più importanti potrebbe essere, partendo chiaramente dalla porta, è quella della scelta di Messina, non inserirlo. Dunque parte dal primo Messina, questa sarà una grande chance per lui. Nel frattempo inizia anche la partita con il primo lancio, subito a cercare Pace di testa, poi Baglione ancora per Pace, l'anticipo perfetto da parte del difensore. Dunque diciamo di queste novità, ma non è l'unica, dunque non è soltanto Messina a essere questa novità appunto in campo, tanto la rosa la controlla bene, scambia con il compagno di Gagliotto, poi Scardina non rischia, si appoggia dalle parti di Sasso, passaggio sulla sinistra, poi palla centrale sanguinosa ma viene allontanata da Tralongo. Nel frattempo cercata subito la profondità. Dunque stiamo parlando di queste novità in campo in casa Accademia Palermo Calcio, perché tra i pali dunque c'è Messina, ma non è l'unico, perché parte da primo anche Flavio Cascio posto di Tallarita, quindi questo un altro cambio, ma soprattutto l'assenza di Riera che sulla fascia destra oggi manca. Al suo posto gioca invece Flavio Cicuta, che trova subito un anticipo sbagliando, però poi Scarcella, Baglione cambia gioco, viene chiuso molto bene qui dalla chiusura di Bartolone. Di testa poi Scarcella, Tralongo cerca di controllarla, molto complicato, poi Felice
la controlla, vede il pallone, dunque batte poi questa rimessa con le mani, però gioco fermo per consentire anche il lasciarsi delle scarpe a Fabrizio Loiacono, dunque gioco fermo in questi primi 90 secondi di partita. Le squadre che subito hanno fatto vedere come effettivamente dal punto di vista dell'atteggiamento vogliono uscire dal campo con la posta in palio, quella massima, però chiaramente tanto Scarcella esce molto bene qui, palla al piede, poi prova a girarsi di felice, sbaglia il dribbling, poi punta sulla velocità su Scarcella, poi si allarga tanto, tiene comunque una rimessa tra la zona offensiva, quasi un calcio d'angolo per il Fortitudo Bagheria, che oggi è in trasferta e sa che una vittoria oggi potrebbe significare sorpassare proprio l'Accademia di Palermo Calcio. D'altra parte invece i padroni di casa sanno che vincere oggi potrebbe significare invece la classica vittoria da 6 punti, anche per aumentare il distacco, che al momento è di 2 punti, potrebbe diventare di 5, potrebbe rimanere anche di 2, o potrebbe anche diventare in positivo per il Fortitudo Bagheria. Insomma, tutti i risultati oggi che possono cambiare veramente tanto la classifica. Questa è una partita molto, molto importante. Intanto Maniaci lotta anche da terra, poi Cicuta cerca Mazzola di saltare di testa, ma viene sovrastato in questo caso da Sasso. Dai Samu, bravo! Adesso mister Santa Lucia chiama la pressione, lo sentite qui sotto i nostri schermi. Maggiore direttamente da Scardina, si torna ancora sul portiere, rischia un poco perché la pressione di Mazzola è sempre ben fatta, questa volta però non riesce a prendere il pallone. Scardina intanto inseguito da Mazzola, poi la tocca Ganci, Baglione con l'esterno, l'anticipo perfetto di Scardina che già ha dato veramente fastidio qui a Mazzola. Qui la Rosa, grande la sua giocata, rientra sul sinistro, poi cerca la porta con il destro, Messina saggiamente riesce a battezzare il pallone fuori, dunque palla in out, ma Fortitudo Bagheria comunque è presente. Saladino cerca il rilancio su Mazzola, di testa poi Sasso. Oggi vediamo Mazzola come si sta effettivamente un po' muovendo sia a destra che a sinistra nel tentativo di trovare la migliore posizione, rimanendo comunque sempre centrale. Tanto rimessa laterale forse non perfetta di Cicuta, riesce comunque a batterla, dunque avrà a disposizione un'altra. Fa sempre il numero 2 sul punto di battuta, cerca spazio Mazzola, lo trova adesso, sbaglia il controllo, poi Ganci in profondità a cercare Maniaci che la controlla, vuole difendere il pallone, buono qui sul dribbling, poi cerca il traversone in mezzo, allontana Scardina, palla rimane sempre lì con Mazzola che calcia, poi Maniaci ancora, deviazione, poi la controlla, deve essere Cascio in questo caso, la palla viene comunque subito allontanata, poi Scarcella, Ganci prova a metterla giù, sbaglia il tocco, favorisce il controllo di Galiotto, pressione alta da parte di Cascio, qui buono il suo intervento, la sua posizione potrebbe essere anche un game changer, perché comunque ricordiamo che il ruolo di mezzala è un ruolo dove bisogna anche inserirsi, il suo posizionamento potrebbe effettivamente essere importante in tal senso. Vediamo se effettivamente mister Santa Lucia punterà su questo tipo di giocato, se invece preferirà forse un gioco più tecnico, conoscendo anche Baglione che chiaramente ci ha deliziato fin dalla prima giornata. Tanto lotta ancora Mazzola, lo scontro con Scardina, viene vinto ancora una volta dal difensore. Questa forse è la prima partita in cui c'è tanta difficoltà per Mazzola di controllare il pallone. Intanto Pace punta la porta, perde anche un parastinco, Pace cerca la porta, la parata di Maggiore perfetta, la sua risposta, poi lotta Mazzola che cerca in scivolata di rubare il pallone ma non riesce. Qui grande occasione, poi leggermente claudicante il numero 9, tutto ok, però la prima occasione arriva dunque dopo 5 minuti con Pace che ha perso anche un parastinco, adesso lo va anche a recuperare, poi lo butta fuori. Occasione importantissima per i padroni di casa con Pace che era riuscito a volare sulla fascia sinistra per concludere sempre col mancino. Un'ottima risposta di Maggiore, ha negato il vantaggio, dunque si rimane con il risultato di 0-0. Poi rischia tanto, chiude Cicuta, anche aiutato da Saladino che fa una buona chiusura, poi si allunga anche il pallone, dunque palla in rimessa tra l'ultimo tocco è proprio del numero 5. Dunque dicevamo come questa forse sia la prima partita in cui stiamo avendo veramente in difficoltà Mazzola, un giocatore che come sempre va a fare quasi da raccordo tra attacco e centrocampo, nonostante la sua posizione sia quella del numero 9.
Tanto Baglione alza ancora dalle parti di Pace, ha capito che forse su quella fascia si può lavorare. Pace la controlla contro Tralongo, si appoggia, Baglione di prima, sbaglia il tocco, scardina, sempre Baglione buono con il suo contrasto, Mazzola guarda la porta e cerca la conclusione, deviazione doppia e poi blocca Maggiore. Dunque stavamo dicendo di Mazzola che solamente è un giocatore che va a prendersi questo pallone anche andando leggermente più indietro, questa volta forse un po' di difficoltà perché Scardina lo sta tamponando bene anche in anticipo. Controllo di lo Jacopo, no, di Fricano, chiedo scusa. Sarà dunque calcio di punizione, adesso guadagna metri il Fortitudo Bagheria, che adesso va con Scardina sicuramente lungo. Si chiede la distanza per Mazzola, che invece sembrerebbe essere lì così a infastidire il suo avversario. Sponda con la spalla, poi Scarcella lontana senza badare allo stile. Mazzola, controllo difettoso, poi riesce comunque a tenerla in campo, ma non per il direttore di gara che non aveva fischiato, quindi ha dato anche l'impressione che forse si potesse continuare. Poi sbaglia qui Tralongo con il suo piede non è stato preciso, rimessa con Felice, la controlla Mazzola, ecco ancora una volta la chiusura di Scardina, un duello che vedremo probabilmente per tutta la partita, poi sbaglia invece il tocco sasso, dunque rimessa laterale ancora una volta per l'H di Palermo Calcio con Felice che va subito con le mani a cercare sempre Mazzola, poi l'anticipo di Tralongo e Sasso cerca invece di non farla terminare in out e ci riesce anche. Scardina rischia tanto, poi direttamente alle parti di Maggiore, non c'è nessuna pressione però sul portiere, dunque tutto il tempo anche per poter impostare dal basso per il portiere, infatti va a lungo. Cicuta con la testa, Saladino la controlla, poi lascia scorrere il pallone, tacco da parte di Cascio. Non mollate! Poi prova a fare tutto solo, qui ci riesce anche Proietto, fa una buonissima giocata, va sul sinistro, prova a rientrare sul destro, Proietto guarda la porta con il tacco, prova una giocata molto complicata ma anche molto bella, sta anche per riuscire, poi contrasta Ganci, pallone va direttamente tra le braccia di Messina. Messa lunga a parte del portiere, subito di testa a dare fastidio Scardina. Sarà dunque rimessa con le mani, si parte sempre con Felice, adesso la controlla. Mazzola la controlla, questa volta non era difettosa, non era facile, aveva provato questo controllo, forse anche il sole a dare fastidio al numero 9. Di testa, scontro con Baglione, palla che rimane ancora a centrocampo, Tralongo, Cascio esce, Mazzola controlla bene con il petto, prova a girarsi, allunga questo pallone, poi ottima chiusura da parte di Bartolone, riesce comunque a passare poi con un rimpallo Galiotto. Mauro prova a rientrare, ci prova, cerca anche un traversone, facile preda però di Scarcella che esce molto bene, palla al piede, adesso si allunga anche la sfera, allarga il gioco dalle parti di Maniac che può puntare, salta anche Bartolone ma soltanto per un istante perché poi si mette davanti con il fisico, lui con la velocità riesce anche a rubargliela, ma già il gioco è fermo, dunque calcio di punizione. Gioco fermo al momento, i primi 10 minuti non ci sono state veramente delle pause, forse questa è la prima, gara molto attiva, con tanto gioco soprattutto sulla fascia sinistra, quella di Pace che al momento sta cercando di sgasare il più possibile, è stato anche ben servito da Baglione, tanto Laro viene chiuso da Scarcella, palla in rimessa laterale, dunque zona offensiva per il Fortitudo Bagheria che rimane lì davanti per gli ospiti, settimo migliore attacco, settimo migliore difesa, insomma non dei dati forse sfavillanti però comunque che stanno proiettando la formazione al settimo posto. Il prossimo match sarà in casa contro il Ciaculli, importante per fare punti anche tra le mura amiche. Cambia gioco, la controlla con
la coscia, poi Baglione si mette tra l'uomo e la palla, fa una buona chiusura, Baglione allarga per Cascio, pallone troppo profondo, non ci arriva il numero 8, scelto lui al posto di Tallarita, questa è stata la scelta di mister Santa Lucia, anche per premiare forse le ultime partite di Cascio, o forse per anche chiaramente andare a sfruttare Tallarita forse con qualche conclusione da fuori, magari sul secondo tempo, quando le squadre saranno un po' più chiuse. Tanto Baglione viene cercato ma non trovato, allontana direttamente la difesa, poi palla alta, Saladino con il petto la controlla, la Rosa lo pressa molto alto, dice infatti a dargli anche fastidio, poi testa Cascio alla lunga, poi Galiotto prende anche qualche calcio, invece no, perché effettuare fallo e Galiotto, quindi non Gangi, sembrava quasi il contrario da qui, ma non per il direttore di gara, che dunque fischia il calcio di punizione, minuto 12 di gioco, 0-0 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sulla diretta sempre in esclusiva di Sportisili. Scarcella va lunghissimo a cercare il colpo di testa da parte delle Torri, in anticipato però da Bartolone, che fa una ottima chiusura. Poi rimessa laterale battuta da Ciguta, non trova però nessun compagno, dunque palla ancora una volta in rimessa con le mani, Mazzola fa tutto solo, sbaglia, poi cerca la pressione, chiama la pressione mister Santa Lucia, non arriva da parte dei suoi ragazzi, con il Maggiore che invece va subito lungo, di testa Felice, l'anticipo perfetto di Proietti. Baglione, taglio geniale dalle parti di Pace, questa sì che era una buona idea, e tutte le occasioni migliori arrivano sempre, anzi partono sempre dai piedi di Baglione, testa poi allontana Scardina, allunga Galiotto, sempre Felice, testa ancora una volta Tralongo, poi Baglione, quasi un ping pong, Pace cerca di metterla giù ma non è d'accordo lo Iacolo, che adesso cambia dall'altra parte, c'è Mauro che la controlla, arriva la pressione di Maniace ma lui lo salta con una finta di corpo e poi cambia gioco, cercare il tocco da parte di Fricano che riesce comunque a cambiare tutto. Proietto va centralmente, prova un'imbucata direttamente tra le braccia di Messina che ringrazia e fa subito ripartire i suoi con Saladino che va lungo, testa parte del difensore, si trattava di Bartolone che adesso va centralmente. Proietto, Sasso, palla ancora in profondità a cercare in Mauro che la controlla con l'esterno, poi direttamente regalato a Ciguta che va lungo ma sbaglia il 2. Adesso con Ciguta sicuramente al posto di Riera possiamo notare magari una maggiore copertura difensiva, forse un po' meno dal punto di vista offensivo, ma questo può consentire anche a Felice forse di spingersi un po' di più. Lui che lo scorso anno giocava come centrale di difesa ma che comunque ha sempre fatto vedere delle buone avanzate palla al piede anche in questa stagione come terzino sinistro, non un terzino di sinistro di spinta, forse anche lui un po' più di copertura, però comunque quando attacca riesce a dare sempre anche fastidio alle difese avversarie, perché comunque la sua posizione è sempre una posizione molto tecnica. Mazzola intanto la controlla molto bene, poi cambia gioco perfettamente dalle parti di Maniaci che non arriva, però questa era una grande idea da parte di Mazzola che è andato come sempre ad unire centrocampo e attacco, ha provato anche il rilancio offensivo ma non ci è riuscito, dunque pallone in rimessa laterale per il Fortitudo Bagheria che riparte al minuto 15 di gioco con le mani. Maggiore, ecco Scardina, partita al momento perfetta per il numero 6 che qui rischia tanto sulla pressione di Mazzola che poi va via con un tunnel, lo supera Mazzola, poi lo trattiene un po' Scardina, dito di gara lo grazia, niente cartellino giallo, però qui tanto rischio per il numero 6 che ha voluto sfidare Mazzola e non è mai un'idea diciamo facile da compiere, perché Mazzola è un giocatore che comunque nonostante la sua posizione quella del numero 9 è un giocatore abituato a lottare, dunque probabilmente il difensore qui non conosceva molto bene il curriculum di Gabriele Mazzola, che è un giocatore che solitamente va molto al contrasto, sempre in lotta con tutti i difensori, dunque per lui forse è anche un piacere essere marcato perché sa che comunque può rubare il pallone e può ripartire verso la porta, di conseguenza glielo prende e qui ottiene anche un calcio di punizione. Nel frattempo sul punto di battuta c'è Baglione che dall'altra porta, nell'altra parte, ha già beccato qualche legno di troppo.
che è tanto sfortunato chiaramente. Baglione cerca la porta e direttamente dalle braccia del portiere il pallone non gira forse come avrebbe voluto il 10, ma comunque la precisione c'è, anche la potenza, forse un po' meno il giro, ma fa bene comunque a provarci il Baglione, perché da quelle distanze sappiamo quanto possa far bene. Intanto la Rosa viene anche raddoppiato con ganci. Adesso Cascio lascia scorrere il pallone, poi prova ad allungarsi dalle parti di Maniaci, palla giusta, poi viene chiuso da Sasso, cade anche giù Maniaci. L'ultimo tocco è proprio del giocatore in maglia azzurra, che non è d'accordo con la scelta di direttore di gara, ma è rimessa laterale per il Fortitudo Bagheria, che va con le mani dalle parti di Bartolone. Palazzata campanile, poi si gioca a centrocampo, ruba la palla ancora Baglione, grande il suo lavoro qui, sta cercando di illuminare il campo, poi scivola il 10, l'ultimo tocco però è dell'alto numero 10, dunque di Galiotto, sarà quindi rimessa laterale per l'Arcadi Palermo Calcio. 0-0 risultato dopo 17 minuti, siamo praticamente quasi a metà di gioco. Ricordiamo, sono due tempi da 35 previsti in questo campionato di giovanissimi Elite Under 15, tanto direttamente tra le braccia del portiere, con il Maggiore che adesso chiede ai compagni di allargarsi, forse di dare anche qualche appoggio in più. Scardina, questa volta non rischia, fa lungo, però getta il pallone in avanti, lo regala all'altro capitano Scarcella. Saladino, centrale, Ganci rischia tanto sulla pressione da parte di Mauro, perché comunque è stato commesso fallo, però se magari Mauro avesse forse fatto un contrasto meno accentuato, probabilmente avrebbe anche rubato il pallone al vice capitano di oggi. Qui rischia un po'. Sarà invece calcio di punizione con Saladino che andrà probabilmente lungo, vediamo. Saladino, pallone alzato, poi di testa viene controllato, Baglione, Pace, la ruletta rischia tanto e qui commette fallo Baglione. Aveva fatto una grande giocata in questo caso lo Iacono, Baglione lo ha steso con un tackle, dunque calcio di punizione, minuto 18 di gioco, parità molto corretta in realtà, qualche fallo ma nulla di cattivo chiaramente, falli tattici per non fare ripartire, come per esempio anche questo. Dato Scardina va a lungo, la tocca Ganci, Mazzola la controlla con l'addome, poi circumnaviga il centrocampo, Mazzola riesce comunque ad appoggiarsi, scambio con Baglione, Mazzola la controlla forse un po' male, lascia lì il piede, ma l'ultimo tocco non lo favorisce, poi lo Iacono va subito lungo a cercare la Rosa, pallone profondo, buca qui Scarcella, poi Saladino riesce a toccare e allontana e poi esce fuori in mezzo a due. Che giocata di Saladino, poi casca giù avversario, Saladino va direttamente lungo a cercare Maniaci che non riesce a controllarla, la controlla invece Cascio che si allunga la sfera, poi scontro molto duro ma si continua con Sasso, poi Maniaci prova ad autolanciarsi, non riesce, gioco che però non si ferma, dunque non ci stiamo veramente annoiando questa domenica mattina contornata anche la città di Palermo con una bellissima maratona. Maniaci cerca il cross in mezzo per Mazzola che colpisce direttamente dalle parti del portiere, non inquadra la porta ma guadagna tanti applausi. Dicevamo oggi quindi la bellissima giornata contornata anche dalla maratona di Palermo, che infatti ha chiuso diverse strade, ma non quella per arrivare qui al campo del Calcio Sicilia per assistere a questa bellissima sfida tra Academy Palermo Calcio e Fortitudo Bagheria. La maratona non frena e non ferma il calcio soprattutto, e ci regala questa partita. Nel frattempo allontana Scarcella, Mazzola si aiuta un po' con le mani, Scardina, poi viene fischiato un fallo di Loiacono, però forse c'era qualcosa prima con Scardina che aveva un po' spinto da dietro Mazzola, che adesso dopo primi minuti forse un po' in difficoltà nel controllare la sfera, adesso invece forse ha anche preso un po' le misure del difensore avversario, riuscendo ad avere la meglio al momento, fino a questo momento negli ultimi scontri. Vediamo se continuerà così. Tanto calcio di punizione sul punto di battuta, c'è sempre Baglione, sta guardando attentamente i compagni, è uno schema. Felice prova lo scambio con Pace, la controlla, si porta anche un po' sull'esterno, poi a rientrare, va sulla velocità, cerca il pallone in mezzo con la punta, poi allontana
molto bene Proietto, ma il pallone era già terminato in out e dunque se l'era portata fuori, in questo caso Pace. Allontana la palla, qui errore da parte del Fortitudo Bagheria, adesso sta un po' subendo la pressione dell'Accademia di Palermo Calcio, infatti qualche pallone troppo anche gettato nel tentativo di non rischiare la giocata, però regalato ai padroni di casa, infatti adesso hanno il pallino del gioco. Attacca, dai, attacchiamoci! Allunga Sasso, salta di testa a Mauro, a vuoto Cicuta, però palla era già terminata fuori, dunque rimessa con le mani sempre Flavio Cicuta. Allontana di testa allo Iacono, poi salta Galiotto, salta anche Ganci. Adesso Cascio, cercare Pace, sbaglia l'aggancio Scardina, Baglione alza la sfera, poi di testa chiude la difesa, Pace in anticipo con Tralongo super qui. Flavio, dai lo spazio. Cascio la controlla, poi una deviazione da parte di Proietto, invece no perché l'ultimo tocco è stato di Cascio, dunque rimessa laterale per il Fortitudo Bagheria che quindi guadagna dei metri, anche qualche secondo per poter rifiatare nuovamente. Riparte con le mani di Bartolone, Pallungo di testa la sponda di La Rosa, che adesso ritorna invece al centro dell'attacco, per ora ha cercato poco forse l'attaccante. Poi direttamente Messina con le braccia. Scarcella, rischia un po'. Sbaglia infatti il tocco, lo capisce lo Iacono che in anticipo poi prova il pallone in profondità, chiude Saladino la strada, c'era l'inserimento. Ganci. Poi Ganci lotta qui con il fisico anche su Galiotto. Poi La Rosa anticipato qui molto bene da parte di Saladino che fa una grande giocata in mezzo a 3 maglie rosse. Poi si perde anche il pallone, torna anche dietro adesso correndo, inseguito anche dalla voce del proprio tecnico che infatti lo invita a ritornare subito in difesa. E infatti ritorna e mette subito il pallone in rimessa laterale, dunque 23 minuti di gioco che comunque non ci stanno facendo annoiare, una partita molto vivace con due formazioni che stanno lottando su tutti i palloni. La questione più importante è capitata tra i piedi di Pace che col sinistro non è stato però fortunato nel suo diagonale, in quel caso un'ottima risposta comunque di Maggiore. Poi tra le altre giocate da segnalare sicuramente la punizione di Baglione, che non è stata comunque un'occasione pericolosa, ma è fatto comunque un tiro in porta, poi per concludere il colpo di testa di Mazzola che non ha inquadrato la porta, però comunque ha messo anche un po' di paura forse agli ospiti che adesso invece non hanno ancora trovato nemmeno un'occasione da gol. Bravo Vito, sale! Nonostante comunque stiano giocando una buona partita. Mancano 11 di gioco, poi sarà fine primo tempo. Risultato sempre di 0-0. Accademia di Palermo Calcio che è una formazione che nei primi tempi cerca sempre di sbloccare il risultato, lo fa fin da subito. L'abbiamo visto anche nelle scorse partite. Oggi un po' di difficoltà, complice anche chiaramente la difesa al momento molto attenta da parte del Fortitudo Bagheria, difesa da Maggiore, ma chiaramente con Scardina che è tra i migliori in campo, nonostante qualche errore forse negli ultimi istanti. Sta riuscendo comunque a contenere un attaccante come Mazzola che non è mai facile da contenere. Tanto rimessa con le mani va Cicuta, cercare Mazzola, lascia scorrere, poi cerca il pallone in mezzo per Baglione, ma che non passa, dunque viene fermato ancora il numero 10, poi Mazzola sguscia via, grande giocata del numero 9 che cerca con l'esterno il tocco sui compagni, poi pallone che non passa, lo vuole fare girare Scarcella, ci riesce poi lo Iacono che può allargare, cerca Tralongo, viene servito, poi Felice sbaglia il tocco, errore anche da parte sua, con Baglione che non aveva capito l'idea del compagno, stava cercando invece la profondità, lui invece voleva all'interno del rettangolo. Poi Proietto sbaglia tutto, Cicuta in anticipo, sbaglia con tutti gli avversari, poi potrebbe recuperare, non riesce, La Rosa cerca la conclusione da fuori, viene morto da una grande chiusura ancora di Saladino che questo sta brillando non soltanto per le chiusure tecniche, ma anche per tanta tecnica, in questo caso con una ruleta alla Zidane, per citarne chiaramente il maestro di questa giocata. Poi Ganci subisce, commette fallo su Galiotto, un intervento un po' ingenuo da parte del 4 che questa volta
commette fallo, dice di no, però sembrava abbastanza evidente da qua. Con il colpo si è anche sentito su Galiotto, dunque calcio di punizione con Fricano sul punto di battuta. Probabilmente cercherà una conclusione in mezzo, vediamo salire infatti Tralongo, Sasso, La Rosa, Galiotto, anche lo Iacono, salgono un po' tutti. Rimane invece Scardina a difendere su Pace anche per un eventuale contropiede. Sappiamo che effettivamente Pace è un giocatore che sui contropiedi può essere anche letale. Scardina probabilmente lo sa, infatti rimane dietro. Fricano sta contando i passi, sistema ancora il pallone. Nel frattempo il direttore di gara dice qualcosa a La Rosa e Saladino. Andiamo, tienimi fuori, vai fuori. Sarà dunque calcio di punizione, se n'è al minuto 27, Fricano va in mezzo a cercare il secondo palo, trova la sponda di testa, poi lontana Scarcella, palla rimane sempre lì, poi rischia molto concedendo questa sforbiciata. Ma qui la giocata va sul sinistro, viene fermato però ancora una volta dall'ottima chiusura difensiva da parte di Cascio, che questa volta però sbaglia il tocco, non ha alzato la palla, ha cercato una verticalizzazione bassa, che infatti il tecnico si è anche un po' arrabbiato col suo giocatore. Cascio spara la porta, prova a girarsi, lotta, viene raddoppiato da Galiotto, poi il rilancio di Bartolone, che quasi stava per mettere in difficoltà Messina. Questi palloni sono sempre molto velenosi, perché con il sole chiaramente non è mai facile riuscire anche a battezzare questo pallone, in questo caso terminato fuori, ma tanto pericolo comunque. Cascio di testa per Baglione, sembra leggermente in ritardo, arriva invece Felice allo spazio, si prende tutto lo spazio a disposizione. Felice, le finte, grande giocata per il destro, la appoggia per Mazzola. Pace, sono a posizione di partita Felice, Pace ancora, cerca centralmente i compagni, ma non riescono a trovarsi. Ma che giocata da parte di Antonio Felice, che come ogni partita è sempre uno dei migliori in campo. Rimessa perfetta, Mazzola la controlla, la porta fuori. Sempre Felice, cerca il traversone di testa, Baglione, poi direttamente tra le braccia di Maggiore, palla dunque al portiere, risultato sempre di 0-0, ma che bella partita. Fallo venire, Sasso, fallo uscire, bravo. Sasso. Calma. Ecco Maggiore. Allungati lo Iacono, vieni, proietto. Pace la controlla, buon acquisto anticipo su Tralongo, cerca centralmente Baglione che aggancia, la sfera va sul sinistro, viene chiuso però dall'ottima chiusura difensiva da parte di Lo Iacono, poi cercava anche un calcio d'angolo, l'ultimo tocco prestato proprio di Baglione, dunque rimessa dal fondo, qui una buonissima chiusura da parte dell'Otto, è stato molto bravo a seguire l'inserimento senza palla di Baglione, la palla effettivamente è arrivata anche tra i piedi del 10, con il contrasto perfetto realizzato, e dunque pallone ancora per il Fortitudo Bagheria, che batte con La Rosa, si gira molto bene, guarda la porta, La Rosa cerca il tiro direttamente tra le braccia di Messina, arriva anche il primo tiro per la formazione ospite dopo 29 minuti e arriva sul nome del numero 9, sembra quasi una filastrocca. Mazzola intanto lotta, non abbocca Scardina, fa una grande chiusura, poi prova a girarsi, lo punta in velocità Africano, ma Felice supera in questa chiusura, poi viene sfavorito da un rimpallo. Felice ancora una volta, l'ultimo tocco, e però del numero 3 sembrava di no da qui, per essere sinceri. È doppio senso, nei senzoni. Tralongo cerca la sponda dei compagni, non trova nessuno, poi allontana Scarcella. Scardina dalle parti di Galiotto che si gira molto bene con il tacco, apre per la scivolata poi da parte di Vito Maniaci, che ha toccato veramente pochi palloni, ma si è giocato veramente molto poco dalle sue parti. Intanto La Rosa la controlla molto bene, sponda perfetta e conclusione, e la traversa che ancora sta veramente tremando su questo tiro di Mauro, ma perfetta la sponda da parte di La Rosa qui. Una sponda davvero numero 9 e un tiro perfetto di Mauro che si è stampato sulla traversa, e questa diventa adesso con prepotenza l'occasione più importante di questa partita. Ne abbiamo commentate diverse per l'Accademia Palermo Calcio, però nessuna di queste entità
con il Fortitudo Bagheria adesso può recriminare una traversa incredibile. Messina era comunque lì in direzione, ma con quella potenza e con quella esecuzione di tiro era veramente difficile poterla prendere. Buonissima episodio da parte di Maniaci, che poi viene rubato il pallone da Proietto. Ecco Bartolone, lunga direttamente dalle parti di Scardina, guadagna qualche metro e rischia tanto sulla pressione. Baglione va giù, brutto fallo. Forse potrebbe anche starci un cartellino giallo, in realtà qui credo irregolare da parte di Fabrizio Loiacono, dato giù Baglione. Era anche in una ripartenza, in realtà il giallo forse poteva anche starci. Non per il direttore di gara, dunque farà calcio di punizione con Felice che fa allontanare la rosa e andrà probabilmente lungo. Si sta guardando i compagni, forse anche nel tentativo di chiamare qualche schema. Va a lungo Felice, controllo tentato da Scarcella, poi la palla che sguscia dalle parti di Cascio e poi allontana la difesa. Pace in anticipo, la controlla, va sul sinistro, Pace cerca la porta e poi respinge in due tempi e la blocca poi il portiere Maggiore, ma ancora una volta Pace è molto bravo, molto rapido qui ad agganciare il pallone e portarsi sul sinistro, sul destro per poi calciare questi due casi. È andato col mancino oggi, ma potrebbe trovare forse una nuova giocata con il destro, chissà, magari forse nelle prossime occasioni. Pallone lungo, cercare l'inserimento di Galiotto, poi chiude Saladino molto bene qui, poi il colpo di testa di Bartolone, difende la sfera anche dalla pressione di Felice ed esce molto bene qui Fricano, poi viene chiuso da Ganci. Baglione, buona giocata tecnica, Pace, contrasto ancora una volta di Fricano che fa sempre una buona chiusura, poi cerca di verticalizzare ma non riesce. Baglione la controlla molto bene qui con l'esterno, poi si porta verso il centro del campo, tutto regolare per il direttore di gara, non è fallo di Loiacono, poi si perde anche un parastinco probabilmente Baglione. Gioca al momento con il parastinco in mano. Non si passa con Cicuta, l'abbiamo detto, la sua posizione di terzino, più un terzino bloccato, più uno che infatti consente ad attaccare maggiormente dall'altra parte, perché Felice infatti l'abbiamo visto come spingersi maggiormente rispetto al collega dell'altra fascia. Chiaramente questa è un'impostazione tattica da parte di mister Santa Lucia, che sappiamo curare molto questo tipo di giocate. Intanto lottano Mazzola con Sasso, l'ultimo tocco però è del difensore, sarà dunque rimessa laterale. No, non è del difensore ma dell'attaccante, sembrava potesse essere di Sasso, ma invece è stato di Mazzola l'ultimo tocco. Poi lotta Ganci, lo aiuta Cascio, viene commesso però un intervento irregolare, non abbiamo capito in realtà da parte di chi, però fallo, e dunque minuto 34, mancano 40 secondi alla fine del primo tempo, risultato sempre di 0-0, partita molto bella con occasioni sia da una parte che dall'altra. Più importante, l'abbiamo già detta, quella capitata a Mauro, una traversa terrificante. Scardina la controlla, c'è la pressione di Baglione, riesce comunque a gettare il pallone in avanti, salta la rosa, salta soprattutto Saladino, adesso Cascio si gira, capisce tutto Proietto, poi si trattengono un po' i due, si continua, Bartolone, Maniaci, buono quel suo contrasto, poi Cascio in mezzo a due non riesce a vincere il rimpallo, poi il contrasto di Felice, palla che termina in out, ma va bene così. Fece il primo tempo con il risultato di 0-0, partita veramente molto bella, con occasioni sia da una parte che dall'altra. Insomma, non ci stiamo veramente lamentando. Noi, come vi diciamo in ogni nostra partita, in nostra diretta, ci salutiamo, ma soltanto per qualche istante. Rimanete sempre connessi per il secondo tempo della sfida in esclusiva sui canali di Sportiseri tra Accademia Palermo Calcio e Fortitudo Bagheria. A dopo. Le due formazioni si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo, Marsali in maglia
blu con bande bianche, il Rocky al Marsala che prova a distendersi col pallone in verticale, Virgotto che sguscia via, mette il pallone in mezzo, è arrivato il salvataggio da parte di Gastone, poi la conclusione da parte di Iannotti, curato, parte forte il Marsala che vuole fare, vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio, molto vicino a Rustico, qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, pal cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 a suo campo, altissima, si era coordinato bene, Gastone con le mani. Cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta minore col mancino, Barbera, primo tiro in porta e questo qui. I due centrali del Bagheria, Flamia rimane e poi Stassi e Minnone, pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino, ancora corner per il Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo, Costa scavalcato, Gastone va di testa, pallone sul fondo. Pallone in mezzo, Ferrara non esce, Stassi mette fuori, poi la conclusione deviata, la palla rimane di Ferrara con personalità anticipa Rallo. La barriera sembra molto vicina. Da Monte tocca per Iannotti, deviazione, c'è corner. È fastidioso che lo sia il termine adatto per definire la prestazione di Marseille nel primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Vetrano arriva a sostegno, Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va, sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui, arriva Virzì che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross, teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera, apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone che angela di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone, Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super, 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita a tenerla bassa. Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera vuole averci il Bagheria, Morana per controllo, lungo per Fiorentino, di testa Aneli, arriva il fischio dell'arbitro, appena scuoti 4 finisce 0-0, non una bellissima partita. Cammino del San Giorgio Piano in Coppa. Mister, considerazioni sulla partita? Ma oggi è stata un'altra bella prova da parte del gruppo, siamo partiti veramente bene, col piglio giusto, anche Casteltermine ha fatto una bella partita, poi abbiamo aspettato, come hai detto bene tu, la ripresa per fare gol alla prima occasione. Abbiamo concesso qualcosina, quindi lì andremo a lavorare, però siamo soddisfatti perché era un obiettivo passare il turno e quindi ci siamo andati con pieno merito. C'è stato una prestazione, un aspetto particolare della prestazione che l'ha soddisfatta? Ma in alcuni frangenti della partita dove abbiamo sofferto siamo stati belli corti, compatti, poi anche il nostro portiere ha fatto 2 interventi importanti, quindi sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soddisfatto della prova del gruppo, che ha messo veramente in campo quella voglia e quella determinazione che serve in queste partite, perché giocare con un vantaggio di 2-0 in trasferta, poi in casa magari sai, certe volte ti puoi lasciare andare perché pensi che il turno sia un po' a favore, e quello è un errore che non si può commettere, i ragazzi non l'hanno commesso, sono stati sempre sul pezzo e quindi la concentrazione che hanno avuto nella sofferenza mi è piaciuta tantissimo, perché è una grande qualità quella di saper soffrire. Mister ha parlato dell'ottima prestazione di Belmonte che non abbiamo visto nel match di andata, giocato invece da Polizzi, il nuovo portiere che ha disputato la prima partita, però purtroppo nel finale del match ha avuto un brutto scontro. Può parlarci un po' delle sue condizioni? Guarda, abbiamo fatto la risonanza, quindi ancora non sappiamo di cosa si tratta, quindi aspettiamo l'esito appunto della risonanza fatto ieri, lo aspettiamo a braccia aperte, però Christian oggi ha risposto presente come nelle altre partite, sappiamo di avere 2 grandi portieri e quindi una grande squadra deve avere anche 2 grandi portieri. Anche oggi ha dimostrato di aver messo in campo una squadra quadrata, prestazione da segnalare è quella di Jack Serio che è tornato
al gol, un po' la prestazione della sua squadra, in particolare appunto del goleador di oggi. Assolutamente sì, Jack lo sappiamo, è un giocatore che a noi ci fa sempre la differenza, ma non solo lui, anche Davide si è sacrificato, a centrocampo abbiamo avuto il piglio del gioco in alcuni frangenti, specialmente all'inizio, e anche in difesa i giocatori alla difesa hanno giocato benissimo, veterano Ivan, anche Gabriele Rubino, e chi è entrato oggi mi è piaciuto tantissimo, e quello è quello che chiedo ai ragazzi, una mano quando si entra in campo, devono dare tutto e l'hanno data, e quindi sappiamo che possiamo contare su un gruppo di 24 ragazzi e si devono fare trovare sempre pronti. Prossimo appuntamento, si tratta del campionato, appunto si torna in campo domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo che ha pareggiato l'ultimo incontro contro il Bagheria. In che modo vi preparerete? Sappiamo che affrontiamo un avversario che ha subito soltanto 3 gol, quindi è una squadra molto quadrata, allenata bene da Virga, grande allenatore, quindi in settimana andremo a lavorare appunto in prospettiva di questo avversario che dovrà essere nostro. Il ritorno degli ottavi di Coppa Italia porta la firma di Jack Serio. Come valuti la prestazione di oggi della squadra e in particolar modo la tua? Innanzitutto è stato importante portare dalla nostra qualificazione, cosa non abbastanza semplice perché comunque nonostante la partita dell'andata su comunque un vantaggio importante c'era sempre una gara di ritorno da giocare con un avversario abbastanza ostico. Siamo stati bravi a sbloccarla e bravi comunque a contenere le imbarcate, i contropiedi, tutto quello che era il gioco della squadra avversaria. Oggi ti sei fatto trovare sempre pronto, sei tornato al gol, le emozioni che hai provato? Io non vivo tantissimo per il gol, io preferisco magari fare segnare il bomber che è un 9 e ne ha bisogno. Per me la cosa più importante è che la squadra mi faccia divertire, io ho bisogno di una squadra che mi faccia divertire, qua a Piano ci sono tutti i presupposti, poi alla fine che Serio segni o no poco importa. A proposito di bomber, hai parlato di Davide Carioto, quando entrambi siete in campo riuscite davvero a dar spettacolo? Sì, già sono tanti anni che comunque volenti o nolenti ci ritroviamo nella stessa squadra, è normale che poi col tempo l'intesa si affina e diventa tutto più semplice per noi. Prossimo appuntamento, si torna in campionato, regolare stagione appunto, domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo. In che modo preparerete il match? Ma sicuramente è quella di una squadra che ha bisogno sempre di portare avanti quello che è il fieno in cascina. È normale che tutte le squadre ci incontreranno come la capolista e quindi è giusto che ci sia l'atteggiamento giusto per portare i 3 punti a casa. A proposito di capoliste, in questo momento siete voi al vertice di questo campionato di promozione. In che modo riuscirete, appunto, volete tenervi stretto questo posto? Ma io credo che di partita in partita poi si debba dare battaglia su tutti i fronti e su tutti i campi, perché ci saranno appunto squadre attrezzate, squadre come San Vito, come Parmum che daranno filo alla torcere fino alla fine. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida tra Accademia Palermo Calcio e Fortitudo Bagheria, risultato di 0-0. Adesso lo mostreremo anche nel nostro meraviglioso tabellino come facciamo in ogni nostra diretta sempre sui canali di Sportisili. È una partita molto bella, al momento qualcosa sia da una parte che dall'altra. Ricordiamo chiaramente la più importante, anche per dirne una, però anche quella che è stata sicuramente quella più impattante in questo match, la traversa beccata da Mauro
tanta sfortuna dopo una grande sponda in realtà di La Rosa, hanno fatto un grande lavoro quasi da pivot, per citare il mondo del futsal, che chiaramente sempre noi sui canali sportivi seguiamo con tante categorie, partendo dalla Serie D fino alla Serie B. Mistra, Palermo Futsal Club, Trem, insomma tante squadre che la redazione di Sportisili segue. Le abbiamo citate tutte, chiaramente sono tante, ma abbiamo preso un po' in riferimento i campionati di Serie B con la Mistra, poi Serie D con il Palermo Futsal Club, passando da C1, C2, insomma veramente tanti campionati seguiti da Sportisili. Noi intanto oggi invece vi presentiamo, come abbiamo detto anche nella nostra intro, la 9ª giornata del campionato giovanissimi Elite Under 15. Il fischietto del direttore di gara è in bocca e inizia adesso anche il secondo tempo, con il primo pallone che viene subito gettato in avanti dagli ospiti, cercare la sponda aerea di La Rosa, che non è stata trovata. Lo Iacono, perché anche lui di aprire dalle parti di Fricano, esce fuori bene Baglione, si appoggia Felice. Baglione qui non aggancia, secondo errore consecutivo, non è da lui, è un po' strano vederlo sbagliare, lui che solitamente invece è molto preciso, ma siamo sicuri che adesso vorrà di certo rifarsi. Ganci apre dalle parti di Maniaci, non riesce a passare, poi Mazzola si aiuta un po' con le braccia, rischiando tanto, l'ultimo tocco è di Scardina, palla che va in rimessa laterale. Pace con tutta l'esperienza, tutta l'astuzia decide di non prendersi questo pallone, ma battere la rimessa laterale. Poi casca giù Mazzola, che dà un rigore non per il direttore di gara Galiotto. Si gira molto bene col sinistro, apre dalle parti di Proietto, che cerca il taglio di un compagno, poi il contrasto molto deciso con Maneci, che qui aiuta. Bartolone cerca il taglio da parte di Proietto, che riesce anche a passare, poi si allunga dalle parti di Cicuta, che poi chiude molto bene in tackle. Sarà calcio d'angolo, viene battuto da Mauro, ma accorcia adesso Fricano. Probabilmente i due si scambieranno il pallone per poi andare forse in mezzo, vediamo, perché in area di rigore c'è soltanto La Rosa, che viene marcato da Felice. Palla in mezzo, Messina qui quasi a formare un arco, riesce ad allontanare questa sfera. È stato un buon calcio d'angolo battuto da Africano, qui ha attraversato infatti tutta l'area di rigore. Se ci fosse stato qualcuno a secondo palo probabilmente avrebbe potuto anche concludere direttamente dalle parti del portiere, ma non è stato così. Poi prova a girarsi su Ganci, Galiotto, buona qui la sua giocata, poi rimpallato con Scarcella, poi lo spinge, ma difende anche l'uscita bassa del portiere. Di testa Maniaci, cerca lo scatto Mazzola in anticipo, Sasso poi lo pressa altissimo, Pace sul pallone, qui tutta la sfortuna per l'H di Palermo Calcio, perché il tocco di Sasso non è stato dei migliori, ha messo anche in difficoltà il portiere maggiore, con Pace che infatti lo aveva anche anticipato, poi però con il tocco il portiere è stato bravissimo a capire il movimento dell'attaccante e qui negargli quel piccolo movimento che gli permettesse di saltarlo. Qui Maniaci fa una grande giocata in mezzo a due, Maniaci grande qui la sua giocata con il destro, va sulla fascia, poi si ferma, vuole un calcio di punizione, non per il direttore di gara, dunque risultato sempre di 0-0 e nessun calcio di punizione. Nel frattempo c'è un cambio per il Fortitudo Bagheria, perché entra con la maglia numero 16 Enrico Scavuzzo al posto forse di Mauro, vediamo. Nel frattempo qualche problema tecnico per Mazzola, che sta cambiando i pantaloncini, forse un pantaloncino bucato, noi se li è cambiati. Ganci lotta con la testa, forse un gomito troppo alto per il vice capitano di oggi, ma molto spesso anche capitano, Samuele Ganci. Vediamo come i due, Ganci e Scarcella, si alternino con la fascia da capitano.
Comunque nel frattempo è uscito, quindi confermiamo Mauro, autore della traversa del primo tempo, al suo posto Scavuzzo che tocca il pallone. La Rosa si gira molto bene, la Rosa va sul destro, cerca la porta, poi Scarcella allontana molto bene, poi esce fuori col pallone. Baglione e il dribbling tentato 2 volte, poi 3 volte lotta, ma la meglio Scavuzzo appena entrato, è entrato molto bene il giocatore. Poi intervento di Cascio che vince il rimpallo, può servire, lo fa infatti adesso Maniaci di prima per Mazzola, la controlla, aggancio a seguire, poi si ferma, sterzata, Mazzola cerca con la punta addirittura di seguire il compagno, non riesce, poi esce fuori molto bene Bartoloni con la suola, poi ruletta scivolata di Cascio, Maniaci sempre per Cascio, poi quasi si stava scontrando con Mazzola, di testa Cicuta, la Rosa, controllo, poi gancio allontano, poi Baglione per sentire il fisico sullo Iacono che aveva cercato di controllare il pallone. Tralongo, l'anticipo di Cicuta molto preciso, sbagliava forse il passaggio, però riesce comunque a trovare Felice. I due lo scorso anno erano i 10 centrali, giocavano lui, Cicuta e Felice, Cicuta come centrodestra, Felice invece come centro-sinistra. Palla attraversare, poi agganciata perfettamente da Africano, posizione regolare per il direttore di gara. Qui Scarcella si era fidato forse un po' troppo della linea dei suoi compagni, perché aveva praticamente lasciato controllare senza problemi il suo avversario, che però ha messo giù una grande palla, poi è stato un po' sfortunato perché non è riuscito a controllare per poi calciare verso la porta, e si è salvata dunque l'Accademia di Palermo Calcio, che nonostante stia tenendo meglio il campo probabilmente della formazione ospite, non ha avuto, ricordiamo, l'occasione più importante di questa partita, è capitata tra i piedi di Mauro. Riesce a uscire bene dalla pressione, proietto, dribbling di Scardina, tanto nessun uomo si riscalda dalla panchina dell'Accademia di Palermo Calcio. Tanto Scarcella fa una buona chiusura, riesce anche a fare toccare l'ultimo tocco al suo avversario, dunque sarà rimessa laterale e qui si riscalda Baisi, dunque sarà lui il prossimo ad entrare, probabilmente per aumentare la potenza offensiva. Vediamo. Rulletta di Mazzola, Gagliotto si porta dalle parti del portiere, Maggiore va a lungo, c'è il controllo perfetto di Fricano, buono qui il suo controllo, poi Tralongo, Scavuzzo, la profondità tentata e cercata soprattutto da Fricano non viene servito, dunque palla tra le braccia chiaramente di Messina che va a lungo. Baglione, aggancio delizioso del 10 e il dribbling, Baglione, che magia qui, commette fallo lo Iacono che si becca anche il cartellino giallo, intervento irregolare, ma c'è un altro cambio per il Fortitudo Bagheria perché entrerà Manfredi Randazzo, adesso vediamo al posto di chi. Se hai bisogno dillo che tanto deve fermare il gioco per forza. Tanto si è rialzato Baglione, tutto ok per il numero 10 del DS dell'Accademia di Palermo Calcio, minuto 43. Sono passati 8 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Vito! Adesso lascia il campo la Rosa, una buonissima partita per lui. Al suo posto c'è spazio per Randazzo. Invece dopo dunque 43 minuti la gara dell'attaccante, autore dell'assist per la traversa poi beccata da Mauro, dunque è entrato nell'azione in maniera diretta con questo passaggio che poteva essere vincente ma si è spento sui legni. Nel frattempo calcio di punizione per l'Accademia di Palermo Calcio che va a lungo, cercare la sponda di testa, poi Fricano appoggia e fa scattare il compagno, cerca proietto il tocco dalle parti di Randazzo che è fresco, potrebbe arrivarci, infatti ci arriva Randazzo, prova a passare, non si passa però dalle parti di Felice, poi ganci, magia di ganci,
Abbassati, c'è lui. Si torna dietro con Sasso, accorcia Proietto, ma lui va centrale dalle parti di Scavuzzo, si gira molto bene qui, c'è spazio per poter liberare la conclusione, si aggancia! Che gol ha fatto Randazzo! Appena entrato col mancino, l'abbiamo detto, si era trovato quella possibilità di calciare, non ci ha pensato due volte, fa un gol bellissimo. Risultato di 0-1 e sotto adesso l'Accademia Palermo Calcio, che dovrà sicuramente rispondere, forse con qualche cambio, vediamo cosa si inventerà mister Santa Lucia. Ma che gol ha fatto qui Randazzo, appena entrato ci ha veramente messo pochissimo, entrato da 2 minuti, ci ha messo praticamente 1 minuto e mezzo per gonfiare la rete con una conclusione perfetta col sinistro, imprendibile per Messina. Baglione, poi lo scontro con Tralongo, l'ultimo tocco però è proprio del numero 2, sarà dunque rimessa laterale per l'Accademia Palermo Calcio, che potrà dunque affacciarsi in zona offensiva. Signore! Il tempo è rimasto giù Messina. Lei fa finta che non ci sente, giusto? Lui è lì giusto. Ah, infatti. Forse andando giù probabilmente una botta, andando giù, infatti sta proprio mimando quella zona. Il tempo si riscalda a inserirlo, che oggi partiva dalla panchina, forse non si aspettava magari un ingresso partita in corso, ma un possibile stop del portiere potrebbe consentire infatti di cominciare la sua partita. Arriva anche il cambio, dunque non riesce Messina a continuare. Ci sarà l'ingresso di Inserillo, dunque torna il portiere che sta brillando in questa stagione. Faccio vedere anche la sua preparazione, sta per mettere i guantoni. Applausi intanto per Messina, che nonostante il gol preso ha comunque fatto una grande partita. Poteva veramente poco. Sul tiro di Randazzo esce anche dal campo un po' sconsolato per la botta presa, entra invece Inserillo, prende il suo posto in porta. Poi si riscalda Benedetto Caravello, sarà uno dei prossimi a entrare, anche Tallarita in questo caso. Tanto giocata ancora sulla fascia sinistra, Felice cerca il tocco su Mazzola, non riesce a servirlo, poi si allunga, torna Tralongo con questo pallone che non è stato però molto preciso sui compagni, riesce comunque a guadagnare diversi metri perché c'è stata anche una deviazione, adesso batte con le mani proprio Tralongo. Salta Africano, lo ostacola però Baglione, tutto regolare, poi Cascio in mezzo a due, non vince il rimpallo, alza la sfera, poi Proietto di testa, chiude molto bene Saladino, adesso Felice va subito in avanti e buca Proietto, poi Sasso lascia scorrere, poi si appoggia direttamente alle parti di Maggiore, palla lunga, cercare Galiotto, non lo vuole fare girare Cicuta che cerca prima l'anticipo, poi torna dietro, lotta Saladino che va giù, scontro con Scavuzzo. Sarà rimessa laterale con la battuta di Bartolone. Testa Cicuta, stacca molto bene Randazzo, ecco l'entrata, poi Maneci prende forse un colpo al viso. Voleva continuare però il 7. Ma Saladino di testa a Scardina, buona qui la sua chiusura, il controllo 2 volte da parte di Galiotto. C'è spazio per Scavuzzo, poi 2 volte lotta Saladino, ma riesce comunque a passare molto bene qui il 16. Si ferma Galiotto, allarga il gioco, poi crossi in mezzo, di testa allontana Scarcella.
La controlla Proietto, si appoggia dietro. Il parti di Loiacono che carica la conclusione con il destro. Inserillo non la tocca, invece sì, mette in calcio d'angolo, sembrava fuori in realtà il pallone, ma probabilmente non ha voluto rischiare un tuffo migliore, perché ricordiamo che è entrato senza riscaldamento, dunque anche forse per provare qualche tuffo, probabilmente il portiere, estremo difensore. Tanto cross in mezzo, questa non arriva a Randazzo, poi palla che viene rigettata in mezzo e lotta Cascio che cerca di fermare tutto ma non riesce. Poi la rouletta di Proietto, palla che passa, adesso Felice mette una pezza, grande partita come sempre di Antonio Felice, che trova anche una rimessa laterale con l'ultimo tocco che è stato di Tornalongo, di Tralongo, scusa. Mario, vai punta, abbassa, Mazzo, abbassa, appena a destra. Vai in appoggio pallone. Nel frattempo Mazzola giocherà come mezzala destra, dunque al posto di Cascio che invece va a giocare come attaccante. Questa è stata la richiesta di mister Santa Lucia. Mazzola è un giocatore che comunque sa fare veramente tanti ruoli, l'abbiamo visto lo scorso anno agire come punta centrale, poi anche lo scorso anno comunque giocare anche come mezzala. Oggi infatti partito da attaccante, adesso si è anche un po' abbassato. Tanto calcio di punizione con la battuta di Saladino. Minuto 50 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 15° di gioco. Palla in verticale, la sterzata, Fricano può allargare il gioco, lo fa adesso dalle parti di Scavuzzo che aggancia il pallone, va sul destro, cerca la conclusione, viene murato però dall'ottima posizione difensiva da parte di Saladino. Oggi con Saladino e Scarcella non si passa, soltanto una prodezza da parte di Randazzo, riuscito a sbloccare il match. Maniaci, grande palla in verticale per Cascio con il tacco, scivolata molto rischiosa da parte di Sasso con Mazzola che ha preso il pallone ma non ha trovato il piede forse dell'avversario per guadagnare un calcio di rigore. Dobbiamo attaccare lì. Gagliotto, pressione di Maniaci, riesce a uscirne molto bene il 10, poi si appoggia dalle parti del compagno Scavuzzo, lo scontro con Ganci, poi scivolata di Saladino ma tutto regolare per il dietro di gara. Poi Baglione, Mazzola, spara alla porta, si gira e cerca un rilancio dalle parti del compagno che però non passa. Adesso un po' in ombra pace invece in questo secondo tempo. Ganci cerca la profondità per Cascio che la tiene molto bene, poi col tacco prova a girarsi col fisico. Cascio fa un buon lavoro, va sul fondo, potrebbe crossare, trova anche una deviazione. Poi Maniaci cerca la porta sul primo palo ma non la trova, tanta sfortuna ma grande giocata con Cascio. Questa è l'idea di mister Sant'Oce di posizionarlo lì davanti, effettivamente sta anche facendo vedere maggiore fisico rispetto a Mazzola, forse meno tecnico ma più fisico. Maggiore Fricano, palla per Fricano che guarda la porta, poi l'ultimo tocco è di Scarcella, dunque palla in calcio d'angolo, occasione pericolosissima per il Fortitudo Bagheria. Nel frattempo si è levato la pettorina Baisi, dunque ci immaginiamo come possa entrare forse al posto di Cascio, perché la posizione è comunque quella. Vai più avanti. Tanto calcio d'angolo, palla tesa, tutta la di rigore. Poi arriva dalle parti di Cicuta che viene anche sorpassato in velocità con l'ultimo tocco però che è stato del Fortitudo Bagheria, dunque rimessa con le mani con Cicuta. Mazzola la controlla, prova il sombrero, riesce anche a passare 2 volte. Mazzola, grande qui la sua giocata del 9. Mazzola lotta, poi scivolata, cerca di rubare la palla e poi con il contrasto voleva un calcio di punizione ma non è stato accontentato. Poi Felice, ecco Maggiore, minuto 54, manca sempre meno alla fine della partita. Ganci attacca il pallone, poi si appoggia per Baglione che cerca il dribbling ma non riesce, poi Mazzola con la suola, Loiacono rientra bene, adesso allarga
delle parti del compagno, poi va giù sulla pressione di ganci, ma è tutto regolare. Baglione attacca la porta, allarga dalle parti di Pace che aggancia, guarda il portiere, cerca la conclusione, prende in pieno, torna Longo, Tralongo. Poi Ganci si aiuta con le braccia qui abbastanza vistosamente. Nel frattempo è pronto anche Riera ad entrare, dunque sarà un altro cambio. Vediamo se agirà come terzino al posto di Cicuta o se invece prenderà il posto più avanti, perché comunque conosciamo il suo potenziale offensivo, sappiamo che nasca come esterno destro. Invece no, perché essendo anche sotto la postazione del tecnico abbiamo sentito i due cambi, usciranno i due Flavio, dunque usciranno Cicuta e Cascio, con Baisi che si posizionerà come centravanti. Mazzola invece è confermato in questa sua posizione di mezzala, invece Riera dovrebbe agire come terzino destro, dunque una maggiore spinta. Adesso si cercano forse le sue giocate sulla velocità per tentare di alzare il baricentro della formazione, cercare anche di aumentare e soprattutto creare la superiorità numerica che forse in questa partita non si è quasi mai realizzata, sicuramente non sulla fascia destra, un po' più sulla fascia sinistra, ma perché chiaramente le qualità, le caratteristiche di Cicuta sono più difensive rispetto a Riera, ad esempio, un giocatore che agisce maggiormente in fase difensiva. Infatti dal punto di vista difensivo non ha veramente concesso nulla, pochi dribbling da parte degli avversari, perché comunque la posizione è sempre mantenuta con tanta intelligenza, però forse qualcosa dal punto di vista offensivo va migliorato. Infatti in tal senso mister Santa Lucia dovrà intervenire e infatti lo farà con questi ingressi. Nel frattempo calcio di punizione con Baglione che da quella distanza forse potrebbe anche cercare la porta. Conosciamo il giocatore e sappiamo che da quelle distanze può provarci. Baglione fa camparti la porta! L'avevamo detto! Eccolo! Il numero 10, che sarà lui? Che sarà Baglione che esulta con tutta la tifoseria, gol bellissimo! Una perla sul calcio di punizione, l'avevamo detto, uno come lui da quelle distanze non ha paura di calciare e lo fa con questa qualità. 1-1, che gol di Baglione, probabilmente il gol della settimana e tra i gol più belli di questo campionato. Tanto vengono congelati i cambi, ma forse per qualche istante. Che gol di Baglione, l'ha presa perfettamente, non poteva veramente nulla qui maggiore. Messa sul palo lontano, non ha cercato nemmeno il primo palo, ha cercato il secondo, ancora più complicato. È andata veramente benissimo qui. 1-2. Poi Pace salta anche il suo diretto avversario. Pace può puntare la porta, entra in zona di rigore, Pace rientra, Pace cerca il tiro sul primo palo, deviazione, calcio d'angolo. Adesso minuti di fuoco in campo, minuto 57, sono fatti 3 cambi con Riera, Baisi e Caravello. Sarà però calcio d'angolo, c'è ancora tempo per questi 11. I cambi sono congelati al momento. Calcio d'angolo, va Baglione, cerca di trovare la porta, ci ha preso gusto, ma un giocatore come lui deve provare questi tiri. Sarà intanto quindi 3 cambi dentro Baisi, Riera e Caravello. Lascia il campo Maniaci infatti al posto di Caravello, dunque dal punto di vista tattico non cambia nulla. Poi Cicuta e Cascio lasciano il terreno di gioco a Riera e Baisi. Insomma, maggiore spinta in attacco con l'ingresso da parte dell'attaccante numero 18. Anche Cicuta. Tutta corta da parte del Fortitudo. Sasso guadagna diversi metri, non pressa Mazzola che adesso agisce quasi come alla destra, poi l'anticipo perfetto di Caravello, scambia con Mazzola, palla col sinistro, cercare Baisi di prima, palla geniale per Caravello che è fresco, che può attaccare, Caravello la controlla, vediamo se rientra,
il dribbling, doppio passo, poi cerca il detrazione col sinistro, direttamente dalle altre parti per Pace che accarezza il pallone, cerca e trova Baglione, esce Scardina, lo salta netto, ma la palla termina comunque fuori. Dunque rimessa dal fondo, mancano 11 minuti, anzi 10 e mezzo per essere più precisi, ma c'è ancora un altro cambio perché lascia il campo Galiotto, entra invece con la maglietta numero 18 Flavio Lamonica. Adesso si posiziona lì davanti, dunque ci immaginiamo un cambio più offensivo per gli ospiti che vorranno forse attaccare anche in questo secondo tempo, in queste ultime battute, nel tentativo di strappare la massima posta in palio, ma il risultato è comunque ancora di 1-1 con l'esterno. Fricano, buona questa giocata, cerca il destro da fuori, Inserillo blocca senza troppi problemi, ma qui tanta tecnica del 7 che rientra e poi calcia immediatamente sul primo. Lo Iacono spalla alla porta, si appoggia saggiamente dalle parti di Scardina, che va a lungo a cercare il neoentrato, la Monica, ma infatti il randazzo si è schierato a sinistra con l'ingresso di La Monica che dà anche maggiore fisico. Caravello, poi Bartolone, palla in rimessa laterale, c'è cambio di pallone con Riera che va con le mani, cerca il movimento di compagni, si fa vedere Mazzola ma lui va da Caravello di testa, prova ad allungare, poi spazza la difesa, La Monica lotta con Riera e con Saladino, forse anche un tunnel, Saladino qui buona sua giocata, si autolancia sulla fascia destra, poi viene chiuso dall'altro numero 5, si tratta di Sasso. Qui Saladino fa vedere più volte queste giocate, un po' a citare sempre il calcio a 11, chiaramente uno dei più grandi, Lucio, ai tempi dell'Inter, molto spesso si staccava e saliva. L'Inter del triplete di José Mourinho. Intanto Caravello la controlla a seguire, poi cerca in scivolata ad anticipare anche il portiere, Maggiore chiude molto bene, buona qui la sventagliata, cercare proprio l'inserimento del 17 appena entrato anche fresco, ma ha chiuso molto molto bene il portiere. Va a lungo qui Maggiore, poi di testa Scardina, lotta tra Longo contro Pace, questo sembra anche un po' in debito d'ossigeno. Baisi la controlla molto bene qui, cercare Mazzola, poi chiude Sasso, Scavuzzo, anzi Randazzo, scontro con Riera, ma tutto regolare per il direttore di gara. Riera allo spazio, può servire Caravello, lo fa adesso sulla verticalità, poi cerca il cross in mezzo, viene fermato ancora una volta dal tocco di sarà quindi calcio d'angolo. Tanto sta per entrare anche Talarita al posto di Ganci, questo è il cambio, probabilmente sarà anche l'ultimo. Riera intanto lotta con Randazzo, l'autore del gol meraviglioso dell'1-0, poi il pareggio di Baglione. Va Bartolone con le mani, va a lungo a cercare l'inserimento di compagni, poi l'anticipo di Saladino, sempre molto preciso. Sempre Bartolone con le braccia, si avvicina alla Monica, la controlla molto bene, poi si gira e si appoggia. Sempre Bartolone rischia tanto qui Riera perché un po' lo trattiene. Poi allunga la sfera, adesso può puntare la porta Caravello, lo spazio è veloce ma Bartolone chiude molto bene, poi il passaggio un po' rischioso dalle parti di Maggiore, così stava per beccare Baisi, la controlla con la coscia Proietti.
rischia tanto anche lui, ma esce benissimo il Fortitudo Bagheria. La prossima uscita sarà cambio per i padroni di casa. Baglione e con Randazzo cerca proietto, va giù, calcio di punizione, fallo di Giuseppe Baglione, ma c'è un cambio prima. Inizia la sfida di Nicolò Tallarita, termina invece quella di Ganci. Con le maniche lunghe. Questo 5 minuti per poter impattare su questa partita. Un'ottima gara sempre per il 4, che comunque c'è sempre Freda collante tra difesa e centrocampo. Anche oggi comunque ci è riuscito, un po' messo in difficoltà in realtà, anche dalla qualità degli avversari, che chiaramente sta giocando una grande partita. Intanto il pallone è messo in mezzo, di testa salta, prova ad impattare qui Randazzo, non riesce, mani tra i capelli infatti per l'autore del gol. Nel frattempo cambio di posizione tra Fricano e Scavuzzo, che sono cambiati di fascia. Tallarita cerca il pallone lungo, sbaglia il controllo, poi Mazzola può allargare, Mazzola fa tutto solo, cerca addirittura la porta, palla che termina di molto fuori. Palla che termina fuori anche di molto, termina fuori dal campo addirittura. Mancano 4 minuti di gioco, poi minuti di recupero e finirà questo bellissimo match l'Accademia Palermo Calcio e Fortitudo Bagheria. Partita veramente molto molto bella, due formazioni, l'abbiamo detto anche nella nostra intro, che detengono il 6° e 7° posto rispettivamente. Baglione, gancio difettoso, poi lotta e scivolata, commette ancora una volta fallo. Ne prende tanti falli Baglioni, però ne fa anche tanti. Credo un po' Franco Vasquez, che ai tempi del Palermo era sempre sul podio in queste classifiche di falli che subiva, ma anche che commetteva. Non dà distanza, intanto Baisi va lungo qui Scardina, controllo di Tallarita con la pianta del piede praticamente, poi Baglione allarga dalle parti di Pace, chiede forse un po' troppo allo scatto del compagno, che infatti non arriva. Mancano 3 minuti, 3 giri di orologio, 180 secondi, poi sarà fine match, ma chiaramente ci sarà un cospicuo recupero. Ci immaginiamo almeno 2-3 minuti, però vediamo. Baglione cerca di sfoderare la sua tecnica, poi l'appoggio delle parti di Baisi viene anticipato con il petto felice, riesce a tenerla in campo ma sbaglia il tocco. La Monica allarga dalle parti del compagno che può puntare la porta. Ecco Scavuzzo che cerca il traversone in mezzo, rimpallo, la Monica! E poi il palo, il secondo legno di questa giornata per il Fortitudo Bagheria su un errore di Felice, forse veramente il primo della sua partita dopo 68 minuti. Credo che si possa anche concedere, però stava per causare il gol. Mazzola si allunga il pallone, Scavuzzo, poi Felice, ottimo in contrasto, ma il pallone ha già terminato in out, dunque sarà rimessa laterale. Nel tempo c'è un cambio perché dovrebbe uscire lo Iacono, che sembra abbastanza claudicante. 2 minuti. Al suo posto entra Sergio Mammano. È un po' zoppicante, si vede. Qui lo Iacono, forse crampi per lui, corso veramente tanto, una buonissima partita, anche stremato dal viso. Entra infatti Sergio Mammano, che andrà ad aiutare probabilmente in queste ultime battute. Ci immaginiamo un Accademia Palermo Calcio che, nonostante non abbia avuto le occasioni più importanti di questa partita, ha comunque avuto il pallino del gioco e ci immaginiamo possa averlo anche negli ultimi istanti di partita. Intanto Maggiore esce
bene con le braccia, allarga dalle parti di Proietto, Mazzola fa una buonissima guardia, si appoggia. Caravello riesce a passare, Caravello ancora va giù, ma si continua. Randazzo, col mancino, il taglio perfetto, poi Felice 2 volte, gamba piuttosto alta. Sarà calcio di punizione, forse qualche problema di posizione per Tallarita che aveva lasciato effettivamente uno spiraglio centralmente. Lui che però solitamente gioca come mezzala, dunque forse deve ancora un po' adattarsi al nuovo ruolo. Intanto lotta Baisi, mette tutti d'accordo Proietto, Maggiore, la controlla, c'è pressione di Baisi che però è passiva. Poi chiama 5 minuti di recupero. Aspettavo forse un po' meno in realtà, però sono 5 i giri di orologio. Poi terminerà questa partita dunque al minuto 75. Finirà questa partita, tanto Felice, buona chiusura. Va sul sinistro, potrebbe spazzare, lo fa adesso, prende una pallonata in pieno addome. Scavuzzo, l'ultimo tocco sembrava effettivamente il suo, effettivamente, ma non per il direttore di gara. Tallarita, allontana. Cerca Baglione ma non lo trova. Sì, cerca Baisi ma non lo trova. Poi l'anticipo di Riera, che però non è riuscito ad impattare su questa partita. Mazzola lotta contro Proietto, guadagna il calcio di punizione. Lasciala, sali, Ciccio. Saliamo. Oh, lui. Che sceso. Va Saladino, da sicuramente molto lungo. Ciccio, metti il bacino davanti. Caravello, aggancio delizioso, poi esce fuori molto bene, taglia verso il centro del campo, Caravello con l'esterno, vede l'inserimento di Mazzola che può puntare la porta, cerca il traversone in mezzo, che attenzione di rigore, poi Pace l'aggancia, Pace la traversa, poi Baisi ancora la parata del portiere, ma cosa stiamo vedendo? Quante azioni! Terzo palo della partita, questa volta anche per l'Academy Palermo Calcio, questa volta per Pace. Qui tanta sfortuna. La posizione è veramente ravvicinata, Pace non è riuscito a calciare in porta, anche in Baisi, ma complice il miracolo di Maggiore. Pace prova a rifarsi, cerca la porta, gira il pallone ma non troppo, dunque palla in rimessa dal fondo, minuto 71, l'occasione più importante per la partita, avviene sui piedi di Pace che non riesce a trovare la porta dopo l'ottima giocata di Caravello che aveva tagliato molto bene il campo, servendo poi Mazzola. Pallata, è tutta la di rigore. Riera commette fallo. Sarà dunque calcio di punizione, tutto sempre lungo, cercare la Monica, la aggancia, la sponda per Fricano, tocca con il braccio. Fischia il calcio di punizione, si riparte con Saladino, con la Monica che da subito a dar fastidio al suo avversario, tentativo di non farlo battere rapidamente ed effettivamente ci riesce. Tallarita la tocca, mancano 2 minuti di gioco, poi sarà fine partita. Ha dato lanciarsi, più ottima chiusura da parte di Tallarita e di Riera. Non ci arriva poi il numero 16 che lotta cercando di pressare, poi Proietto centralmente, il taglio sbagliato con Mazzola che invece cerca Baisi, non lo trova però, alla campanile alzata Proietto, grande qui l'aggancio, poi esce fuori molto bene il 4, Proietto. Fricano allarga il gioco, Scavuzzo, anzi Randazzo, poi Baglione riesce a fermarlo, si continua a giocare, Baglione centralmente attacca, poi lancia perfettamente Caravello che può attaccare la porta, c'è lo spazio Caravello che può puntare il suo diretto avversario, poi si confonde un po' con la palla, qui fa una grande chiusura per il difensore, perfetto qui in fase difensiva, poi si allunga la Monica, il controllo, palla di ritorno, gioca benissimo il fortitudo Bagheria. Oh, andiamo dietro.
Sarà quindi calcio di punizione, minuto 74, manca soltanto un minuto, poi sarà fine partita. L'ultima azione sembrerebbe essere per gli ospiti, però vediamo, perché effettivamente potrebbe anche esserci in realtà un contropiede fulmineo, e con Caravello e Pace, Baglioni, anche Mazzola e Baisi, insomma potrebbe essere una soluzione. Intanto calcio di punizione, Inserillo blocca in 2 tempi, 30 secondi, c'è spazio forse per un'ultima occasione, infatti va subito lungo il portiere a cercare Pace, c'è un anticipo però Scardina, poi invece Pace ci arriva, la scivolata perfetta di Scardina, palla in rimessa laterale, probabilmente con questa occasione terminerà il match. L'ultimo tiro, l'ultimo calcio, vediamo chi si prenderà la responsabilità di provarlo. Felice va in mezzo, palla che attraversa, poi Caravello! E non trova la porta veramente per questioni di centimetri. E con questa azione termina anche la partita. Ha avuto la possibilità di andare in vantaggio, il sorpasso decisivo, ma si salva il fortunato Bagheria. Risultato di 1-1, che partita, con Caravello che veramente rischiato di far esplodere la tifoseria di casa, che era pronta a esultare con il grido strozzato in gola. Ma comunque ci siamo veramente divertiti in questa partita, terminata con il risultato di 1-1. Prendo la classifica, salgono a quota 16 punti l'Academy Palermo Calcio, invece quota 14 per il Fortitudo Bagheria. Un risultato comunque giusto per ciò che è stato visto sia da una parte che dall'altra, con 2 formazioni che hanno giocato veramente un grande calcio, con 2 super gol realizzati, il primo da parte di Randazzo, il secondo del solito Giuseppe Baglione. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio e alla prossima.